Si arricchisce di nuove deposizioni del pentito Spatuzza, il quarto processo per la strage di Via D'Amelio, nella quale hanno trovato la morte il giudice Borsellino e gli agenti della sua scorta. Già dal 97 ho cominciato a dire che la storia della strage di Via D'Amelio non era andata così. In particolare dissi qualcosa sul futuro dell'auto che poi fu imbottita di tritolo, ma non seppi più nulla dalle istituzioni. Di più non avrei potuto dire perché rischiavo la vita. Rivela delusione nei confronti di Cosa Nostra, Spatuzza, e spiega che la scelta di parlare e di collaborare con la magistratura provenga esclusivamente da una strategia di comodo. Quando fui arrestato, dichiara, nutrivo già molte delusioni verso Cosa Nostra, capivo che eravamo trattati come carne da macello. Ma ancora non ero pronto per pentirmi. In carcere parlai di dissociazione con Graviano, aggiunge, una cosa che mi interessava avendo io intrapreso un percorso di allontanamento dalla mafia, ma lui mi disse che dai magistrati non avevamo nulla da aspettarci e che quel discorso non ci interessava. Piuttosto mi disse che se non fosse arrivato qualcosa da dove doveva arrivare, allora avremmo cominciato a parlare. Ed ancora Spatuzza racconta un altro aneddoto. Facemmo un incontro a Campofelice di Roccella, c'erano Giuseppe Graviano e Cosimo Lonigro, dovevamo pianificare un attentato a Roma in cui dovevano morire un bel po' di carabinieri. Io gli dissi che ci stavamo portando dietro morti che non ci appartenevano, Capaci ci apparteneva così come Via D'Amelio, Falcone e Borsellino erano nemici diretti di Cosa Nostra, il resto non ci apparteneva più. Se uccido come a Firenze persone inermi siamo su un versante abnorme anche per il linguaggio mafioso. Graviano mi rispose, aggiunge che era bene, così chi si doveva smuovere si sarebbe dato una smossa. Chiese se capivamo di politica e spiegò che c'era di mezzo qualcosa che se andava a buon fine ne avremmo tutti giovato, a cominciare dai carcerati. Io non feci domande, conclude, in Cosa Nostra non esiste che si facciano domande dirette su certi temi.